si prepara una tempesta perfetta perché ci sono più fattori che si stanno scatenando nello stesso momento. I segnali che arrivano dalla fotografia della situazione creditizia e dei depositi bancari delle imprese della marca trevigiana sono preoccupanti. Dall'analisi di Confartigianato risulta che rispetto all'anno scorso, a marzo 2023, i depositi bancari delle aziende sono scesi di 592 milioni di euro, mentre i prestiti si sono ridotti di 38 milioni. Siamo di fronte a un calo degli ordinativi da parte delle imprese, soprattutto in alcuni comparti. Di conseguenza abbiamo anche un elevato tasso di interesse, cioè c'è stato un aumento di oltre 400 punti nell'ultimo anno dei tassi di interesse bancario. Chiaramente questo ha dato anche un aumento di quello che è il tasso delle insolvenze, quindi delle imprese, e di conseguenza si prepara una stretta creditizia significativa. Stretta creditizia che coinvolgerà soprattutto le microimprese, che sono meno capitalizzate, che rappresentano il 95% delle aziende del nostro territorio, un calo significativo del credito che testimonia anche un calo degli investimenti. Aumento di tassi, riduzione degli ordini e mancanza in questo momento di agevolazioni, questo è chiaro che le imprese prima di investire soprattutto su un calo di fiducia che si manifesta nei prossimi mesi ci pensano bene.